Ben ritrovati in diretta qui con noi su Radio.0, ci spostiamo subito a Udine. Oggi si celebra in questo 27 gennaio la giornata della memoria. Il comune di Udine, per ricordare anche coloro che hanno vissuto nel periodo nazifascista l'immane tragedia della discriminazione razziale, del collaborazionismo, della violenza e della deportazione nei campi di sterminio, ha organizzato in collaborazione con le associazioni e la prefettura una serie di iniziative che coinvolgono anche mostre, incontri, attività culturali per sottolineare l'importanza di mantenere vivo il ricordo come monito contro il fanatismo e il razzismo a difesa della libertà individuale e collettiva. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 5 febbraio, in particolare oggi, proprio giornata della memoria. La mattinata è stata dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con una collaborazione con la consulta provinciale degli studenti e lo spettacolo Nefesh Anima con testo e regia di Silvia Lorusso e produzione Le Muse Orfane APS. In questo appuntamento è stato presente anche Andrea Zannini, professore ordinario di storia moderna dell'Università di Udine, con la testimonianza anche della professoressa Paola Del Din, partigiana medaglia d'oro al valor militare. C'è stata anche la consegna di 2 medaglie d'onore. Poi l'appuntamento è stato anche con la celebrazione al monumento ai deportati di Viale della Vittoria, la cerimonia ufficiale, dicevo, con deposizione di una corona d'alloro in onore di tutte le vittime delle barbarie nazifasciste nei campi di concentramento e sterminio nazisti. E poi il pomeriggio continua anche con tanti appuntamenti, dalle letture, dal reading letterario con gli studenti che leggeranno brevi testi intitolato E poi arriva un treno, e alle ore 18 presso la sala IACE della Loggia del Lionello ci sarà le multiformi vicende di una famiglia ebraica a Udine con l'intervento di Massimiliano Basevi. Ricordiamo che ci sono anche tante mostre che si potranno visitare fino al 5 di febbraio alla Galleria Tina Modotti di via Paolo Sarpi, per non dimenticare la mostra del maestro Giorgio Celiberti, e ancora presso le gallerie del progetto Palazzo Morpurgo di via Savorniana 12 ci sarà 1945-2022 Sport e Shoah, la storia, l'esposizione dedicata ai campioni dello sport che hanno vissuto l'immane tragedia della discriminazione razziale. Ancora per chiudere, l'appuntamento anche domani mattina sarà con le pietre d'inciampo a Udine. Intanto c'è la mostra sempre presso le gallerie del progetto di Palazzo Morpurgo alla memoria di 8 partigiani delle formazioni Garibaldi e Osoppo morti nei campi di concentramento. Ma a parlarci di questo è ospite con noi anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Andiamo a sentire di più. Sabato 27 gennaio è la giornata della memoria. La città di Udine ricorda questo terribile fatto storico con lo sterminio di tantissime persone, di milioni di persone nei campi di concentramento. Anche noi in città abbiamo avuto delle persone che sono state arrestate e deportate nei vari campi di concentramento. Le ricordiamo posizionando queste pietre d'inciampo con il nome e cognome di queste vittime. 8 saranno le pietre posizionate in città quest'anno. Partiamo da Cusignacco e concludiamo con via Mercato Vecchio, dove mettiamo l'ultima delle 8 pietre. È un modo per ricordare, per non dimenticare una pagina tragica della nostra umanità, e siamo contenti di fare questo proprio perché bisogna fare memoria su questi terribili fatti, ricordando tante vittime purtroppo anche della città di Udine. Grazie al sindaco Pietro Fontanini. Io vi ricordo che potete seguire tutti gli aggiornamenti e gli appuntamenti sul sito comune.udine.it e naturalmente su radio.0.it. Continueremo ad aggiornarvi anche qui con noi. Ritorniamo tra poco ancora con gli aggiornamenti.